benvenuto al sindaco Mauro Canal, primo cittadino del comune di Refrontolo, che ospiterà dal 22 aprile al 7 maggio la 52esima mostra dei vini. Dopo 3 anni un po' così è un momento di grande ripartenza. Sì, è un momento di grande ripartenza atteso da tutti, sia dalle persone che vedo ultimamente stanno andando in massa agli eventi, e sia anche dagli organizzatori, perché finora gli eventi sono stati fatti, diciamo, per mantenere la tradizione. Adesso finalmente si può ritornare a delle edizioni complete delle manifestazioni. Vedo appunto vivacità, vedo voglia di fare, quindi questo dà a ben sperare su come verrà sviluppato questo evento. Refrontolo può dirsi un comune in cui le energie si fondono per ottenere i risultati. Refrontolo vive di associazionismo e fa particolarmente piacere per un sindaco vedere che in eventi come questo, dove la Proloco la fa da padrona, nel senso che è il soggetto organizzatore da sempre, ma fa piacere vedere che anche le altre associazioni collaborano. Ci sono i marciatori, c'è il gruppo Il Paio delle Botti, ragazzi della consulta, c'è il gruppo Alpini, ecco, per cui sono tutte, in un paese piccolo, ripeto, le persone non sono tante, però di fatto vuol dire che tanti si adoperano nel volontariato e soprattutto si adoperano nel fare eventi assieme. La voglia di stare assieme secondo me è tanta, e è tanta anche perché in qualche maniera fa superare queste situazioni critiche. Tornando alla nostra mostra, viene fatta tra l'altro in un ambito particolare, in un ambito di Villa Spada, che è una posizione stupenda che domina il Cortile del Piave, quindi la nostra mostra nulla a togliere alle altre sicuramente, perché non mi permetterei, però diciamo che il luogo dove viene fatta è veramente particolare, bello, soprattutto se c'è bel tempo, insomma la gente sta fuori fino a tarda sera più che volentieri. Qui con noi Walter Scappol, al 4º mandato da presidente del Proloco di Refrontolo e da oltre 10 anni promotore della mostra dei vini, giunta alla sua 52esima edizione. Traguardo importante. Sì, traguardo importante, 52esima edizione della mostra dei vini, 60 anni della Proloco di Refrontolo, un grosso traguardo. Ci si attende una grande partecipazione, le avvisaglie come sono? Le avvisaglie sono buone perché già cominciano a arrivare prenotazioni, speriamo nel tempo, perché è fondamentale come tutte le manifestazioni che il tempo ci aiuti, anche se c'è bisogno di pioggia, speriamo che si sfoghi adesso. C'è tanta voglia di fare, tanta gente vuole domanda, prende informazioni, quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi. Qua alla mostra dei vini di Refrontolo ci sono 25 cantine con il Refrontolo Passito, una peculiarità di Refrontolo, quindi la DOCG Refrontolo Passito, e poi il Prosecco in tutte le sue forme, tipo spumante, frizzante, tutte le varie tipologie. Oltre alla mostra di vini, a margine anche molte attività extra mostra. Sì, partiamo domenica con la marcia, molto importante anche questa, la marcia del Refrontolo Passito. Abbiamo delle serate musicali con dei gruppi musicali, abbiamo delle serate a tema con pesce, spiedo, surasco, quindi ce n'è di tutti, per tutti. L'obiettivo è quello di conoscersi oltre a livello triveneto anche perlomeno nel nord Italia. Sì, certamente l'obiettivo è questo, è sempre ambizioso, però è un obiettivo che correttamente una mostra che ha più di 50 anni deve porsi, quindi la volontà è di far partecipare e allargare il margine di conoscenza il più possibile. Dopo la vincita nel Palio delle Botti, Refrontolo e la sua mostra, un altro punto importante per Refrontolo? Beh, certamente quello è stato un bellissimo evento, l'evento del Palio, e la cosa più significativa del Palio è stata proprio l'unione tra le associazioni del comune. Ecco, vedo in questa caratteristica un filo conduttore tra il Palio e la mostra dei vini, quindi la partecipazione di tutti per conseguire risultati importanti. E vi aspettiamo tutti alla mostra per assaggiare i nostri vini, e mi permetto di consigliare il nostro vino d'eccellenza, che è il Refrontolo Passito DOCG. È un nostro vino che ha acquisito proprio il nome del comune e al quale noi siamo legatissimi, oltre che essere un vino delizioso.